Mi ritorna in mente quella sera di luglio, brutti ricordi e cattivi presagi manifestati alcune settimane prima quando alla vigilia del mondiale notai un piccolo particolare, la possibilità di una sfida Italia-Argentina a Napoli. L'eco delle polemiche roventi sull'epilogo finale del campionato di Serie A ancora accese, un Maradona molto tirato che avrebbe svolto il condottiero sportivo sul campo per la sua gente e altro ancora. L'esame orale di terza media, 8 giugno, lo dissi a chiare lettere al mio presidente di commissione. A Napoli contro Maradona non vinciamo. Mi gioco la promozione, ma so di aver ragione. Durante Italia 90 non mi ero mai perso il pre-partita degli azzurri, una sorta di rito scaramantico tutto mio. Ma quella sera, sì, quella sera, mia mamma voleva a tutti i costi il gelato. Mi scassò i maroni fino allo sfinimento. Io non volevo spezzare l'incantesimo perché prevedevo quello che poi sarebbe successo. Niente da fare. Via al bar a prendere il gelato, il Gran Rico Algida alla crema con l'amarena, 500 lire. Rientro quando si gioca il primo minuto. Alla fine della partita, meglio di Montezuma, scagliai su mia mamma il mio anatema. Lei in bagno tutta la notte e io ti sta ben. Terribili ricordi, il magone ancora oggi che mi assale, i fantasmi di quella sera incancellabili e l'impossibilità di rivedere, assieme alla finale di Euro 2000, quella tremenda e cocente sconfitta sul campo. Per me è stato come togliere le caramelle a un bambino. Il mondiale era nostro, ma quella sera, quel maledetto, sportivamente parlando, 3 luglio 1990, Eupalla mi confermò che il calcio non sarà mai una scienza esatta.